Dottoressa Vici, perché la Fondazione della Banca dei Tessuti di Treviso ha voluto partecipare alla edizione 2024-2025 del Diario della Voce? Allora, quest'anno è la seconda volta che la banca partecipa a questa iniziativa e sinceramente la troviamo un messaggio molto importante, un mezzo di comunicazione veramente utile per parlare di donazione, un messaggio che arriva direttamente ai bambini e attraverso il diario, che non diventa più soltanto uno strumento di organizzazione scolastica, diventa a questo punto veramente un mezzo per valorizzare le cose, diciamo, le eccellenze che ci sono in questa regione, e sicuramente la Banca dei Tessuti e la Banca degli Occhi sono nell'ambiente sanitario due eccellenze, e quindi a dare l'opportunità di, attraverso il gioco, di parlare di un tema così sensibile e importante per noi diventa veramente una grande opportunità. Dottor Vidale, la Fondazione Banca degli Occhi è presente anche quest'anno con il Diario della Voce di Rovigo, tutti i colori del Veneto. Come mai questa scelta? Beh, innanzitutto è una presenza fondamentale perché vogliamo andare a dialogare con i ragazzi delle scuole su un tema particolarmente importante e sensibile, che è quello della donazione. Noi lavoriamo sul campo della vista, è importante per noi ridare la gioia di vedere grazie a una donazione. Noi diciamo sempre: non c'è trapianto se non c'è donazione, non c'è donazione se non c'è sensibilizzazione e non si fa crescere la cultura del dono. Scusi, voi seminate quindi nelle scuole per raccogliere magari i frutti nei prossimi anni? Certo, noi dialoghiamo proprio con i ragazzi e l'opportunità che ci dà questo diario è importante, perché con parole semplici, con pagine che invitano anche in maniera scherzosa a approfondire il tema della donazione, cerchiamo di far mettere in loro il seme della cultura del dono, e poi una volta che saranno cittadini maggiorenni potranno decidere se abbracciare, dire sì alla cultura del dono. Questo per noi è molto importante. Il Veneto è una regione che è estremamente solidale, ha un tessuto molto vivo, una rete di medici, infermieri che lavora per questo, e la cultura del dono è linfa vitale per far crescere sempre di più il trapianto e la donazione. Dottor Borraso, che messaggio vuole lanciare ERA attraverso il diario scolastico 2024-2025 tutti i colori del Veneto? Il messaggio che noi vogliamo lanciare è un messaggio di sostenibilità. Per il gruppo ERA l'attenzione all'uso delle risorse energetiche in particolare è un'attenzione che da sempre fa parte del nostro DNA. Vogliamo quindi con questo strumento che raggiunge i giovani, che raggiunge le famiglie, continuare a raccontare l'importanza di un uso consapevole delle risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione, in particolare dell'energia. Grazie.